Una giornata intera di tensione a Cividale, dove un uomo si è barricato in casa armato dopo aver litigato con un vicino. Dopo ore di negoziati falliti, l'irruzione dei carabinieri da tempo compiva atti vandalici contro i vicini. Appello del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga a favore delle vaccinazioni. Dobbiamo immunizzare quanta più popolazione possibile. Chi può i vaccini. Intanto via le prenotazioni per soggetti fragili under 60. Al via oggi Udine sotto le stelle con la chiusura delle strade per permettere agli esercenti di preparare tavolini all'aperto. Il sindaco Fontanini: aiuto concreto ai commercianti, ma attenzione agli assembramenti. Accordo tra Daniele Di Buttio e Metallo Invest per la costruzione di una nuova acciaieria in Russia. Preparerà acciaio con le più avanzate tecnologie disponibili. Il plauso del governatore Fedriga. Rush finale in Serie B, il Pordenone ha 4 punti di vantaggio sul play-out e 10 giorni deve guadagnarsi la salvezza. Primo match point domani con la Reggiana. Domizzi concentrati e pronti a tutto. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Si sono vissuti momenti di tensione a Cividale del Friuli, dove dal pomeriggio di ieri un uomo cinquantenne si era barricato in casa armato. Attorno alle 17 di oggi i carabinieri hanno fatto ingresso nell'abitazione. L'uomo è stato portato via dalle forze dell'ordine entrate da una finestra. Ci colleghiamo in diretta con Paola Trepo, a te la linea. Sì, Alexis, buonasera ai nostri telespettatori. L'edificio che vedete alle nostre spalle è stato proprio il teatro di questa irruzione che è stata eseguita intorno alle 17 dai carabinieri, delle forze speciali e della AP di Udine, del 13° reggimento. Un uomo che era armato, poi si è rivelato essere armato con armi finte. Si è chiuso in casa dopo aver minacciato un vicino di casa con cui aveva litigato, dopo aver fatto, come hai detto, diversi dispetti a tutto il vicinato, una persona naturalmente con problemi comportamentali. Le operazioni di sfatto, di soccorso sanitario a questa persona, la messa in sicurezza di questa zona sono andate fortunatamente a buon fine, ma solo veramente pochi minuti fa. Il piazzale che vedete alle mie spalle adesso è vuoto, ma è stato fino a pochi tempo fa, insomma, è veramente ricolmo di macchine dei carabinieri, di vigili del fuoco, della polizia locale. Insomma, è stato veramente un pomeriggio di grande tensione che è cominciato da ieri alle 18, quando l'uomo appunto armato avrebbe minacciato il vicino. Si temeva il peggio, invece la situazione è andata fortunatamente nel migliore dei modi. Ma allora sentiamo direttamente dalla voce del capitano Rossella Pozzebon, comandante dei carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli, che cosa è successo e come si è riusciti ad addivenire a una soluzione ottimale. Comandante, un'operazione delicatissima che si è risolta nel migliore dei modi. Cosa è successo? Ci è stata rappresentata una situazione di difficoltà e di disagio da parte di questo soggetto 52enne residente qui a Cividale, e una situazione di difficoltà che creava quindi preoccupazione anche nei vicini di casa, in particolare con una preoccupazione per l'incolumità ovviamente delle persone circostanti prima e poi anche la sua. L'intervento è stato reso difficile dal fatto che c'era una difficoltà comunicativa con questo signore, che ha richiesto appunto un impegno abbastanza prolungato nel tempo. Che si è comunque concluso, sebbene appunto con grandissimo impegno, e adesso la persona è stata affidata ai sanitari. Sì, ha richiesto un grande impegno, fortunatamente possiamo dire senza nessuna conseguenza grave, né per il signore coinvolto né per i militari che hanno operato, che appartengono alla compagnia di Cividale, al comando provinciale di Udine e al 13° reggimento carabinieri Friuli Venezia Giulia di Gorizia. Ecco, allora vedete alle mie spalle due terrazzini, e da lì che sono passati i carabinieri e hanno bloccato l'uomo
Su tutte le altre terrazze, i condomini, vedete l'edificio è molto grande, erano in tensione, tutti naturalmente preoccupati, l'edificio non è stato mai evacuato e alla fine delle operazioni, quando l'uomo poi è stato affidato ai sanitari ed è stato portato all'esterno della sua abitazione, tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Sentiamo la comunità dopo l'intervento. Una persona purtroppo con dei problemi da tempo. Sì, è già un po' di anni che ci stiamo dietro e purtroppo siamo arrivati adesso a questo momento che non si sa se è un bene o un male che sia arrivato, ma siamo arrivati e non riuscivamo mai ad aiutarlo in qualche maniera perché lui non si faceva mai aiutare. Ecco, tanti cittadini qui della zona hanno segnalato questo tipo di problematica. Sembra di sì, almeno da quello che mi raccontavano. Io stessa un mese fa sono andata dalla polizia a segnalare i dispetti che mi venivano fatti. Arrivavo la mattina senza luce, tutti si lamentavano che c'erano delle cose spaccate, probabilmente aveva bisogno così di farsi notare, forse. Si è risolta bene una situazione che avrebbe potuto essere veramente molto pericolosa. Sì, e fa piacere per tutti perché poteva diventare un grosso problema. Ecco signora, finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo. Sì, è importante che vada tutto bene, che siamo tutti più tranquilli. Abbiamo vissuto delle ore di tensione. Certo, però ormai è fatta anche quella. Una situazione pericolosa che si è risolta nel migliore dei modi. Sì, per fortuna sono intervenuti subito, abbiamo risolto tempo zero tutto quanto, sono stati bravissimi, sì. È stato molto difficile, molto complesso, una trattativa lunga, adesso si tira un sospiro di sollievo. Sì, anche perché a Cividale è una cittadina tranquilla, non succede mai nulla e queste situazioni hanno messo in allarme parecchie persone. E insomma, Alexis, la situazione è rientrata, fortunatamente nessun ferito, la situazione è rientrata alla normalità e allora qui da Cividale del Friuli ti restituisco la linea. Grazie alla nostra Paola Trepo, Simone Caramaschi in diretta da Cividale del Friuli. Nessuna sorpresa dal monitoraggio della cabina di regia, anche la prossima settimana il Friuli Venezia Giulia sarà in zona gialla. Calano anche se solo leggermente i ricoveri per Covid nelle terapie intensive negli altri reparti del Friuli Venezia Giulia. A oggi sono 30 ricoveri nei reparti di emergenza, 239 quelli nelle aree mediche, 3 i decessi nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i tamponi, su 4.963 test molecolari sono stati rilevati 89 nuovi contagi con un tasso dell'1,79%, sono inoltre 611 tamponi rapidi eseguiti, da cui sono emersi 19 casi, il 3,11%. I decessi dall'inizio della pandemia hanno raggiunto quota 3.700. E il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, lancia nuovo appello per i vaccini e conferma di come le capacità di somministrare dosi giornaliere delle regioni, sicuramente del Friuli Venezia Giulia, siano più ampie. È necessario dire che i vaccini sono sicuri, che le reazioni avverse ci sono con qualsiasi medicinali, molto più succedono reazioni avverse con i medicinali che prendiamo quotidianamente a casa rispetto al vaccino, quindi dobbiamo combattere la pandemia, per farlo servono i vaccini, servono un'organizzazione, ma servono le persone che aderiscano. Se mancano quelli diventa tutto più difficile, quindi l'appello che ho fatto è che chi può oggi in quelle categorie, le abbiamo ampliate proprio nella giornata di ieri con anche gli under 60 con patologie, si iscrivano attraverso i diversi canali attivi e procedano a fare il vaccino, perché così potremo essere più veloci e uscirne prima dalla pandemia. Con l'apertura delle agende vaccinali alle 12 di oggi per la categoria 4 dai 18 ai 59 anni si allargherà ulteriormente la platea. Si parla di soggetti con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, diabete e altre endocrinopatie, HIV, insufficienza renale, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni, malattie epatiche, cerebrovascolari e malattie oncologiche. Ieri sono state somministrate quasi 500.000 dosi in un giorno a livello italiano, un dato importante che fa ben sperare per il futuro, grazie anche agli arrivi di ulteriori vaccini sul territorio. È importante questo obiettivo, oltretutto devo dire che le potenzialità nel paese, io ovviamente conosco meglio quelle del Friuli Venezia Giulia, sono addirittura superiori alle 500.000 dosi al giorno come capacità organizzativa.
Se arriveranno più vaccini, sono convinto che il Paese potrà abbondantemente superare le 500.000 dosi al giorno. Al via oggi le prenotazioni dei vaccini per le persone affette da patologie croniche nella fascia 18-59 anni. Già da domani previste le inoculazioni con i seri Pfizer o Moderna. A mezzogiorno in punto di oggi sono state aperte le agende per la vaccinazione anti-Covid della fascia tra i 18 e i 59 anni. A prenotarsi attraverso app, qualche rallentamento nelle prime ore, call center regionale, CUP e farmacie, mentre non è possibile farlo dai medici di base, sono state le persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica, tra cui malattie respiratorie, cardiocircolatorie e neurologiche, diabete e malattie oncologiche, tutte munite di apposito codice di esenzione. Una patologia legata alla tiroide e per questo motivo sono venuta qui in farmacia per il vaccino. A questa categoria, che riguarda almeno 77.000 persone in regione, dal 1° maggio saranno somministrati i vaccini Pfizer o Moderna. Vaccino prenotato per domani, addirittura domani a pomeriggio sul tardi. Sono molto contenta, lo farò a Sacile. Un momento molto atteso per le persone più a rischio. Contentissima, l'efficientissimo Friuli. Passiamo alla cronaca. Dal controllo di una valigetta sospetta è scattata un'operazione della Polizia di Stato che ha smantellato una centrale della droga ad Azzano Decimo. 3 persone sono finite in manette e sono stati sequestrati 10 kg di hashish. Il fare sospetto di 2 uomini che tenevano stretta una borsa portacomputer ha insospettito gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone che li hanno fermati giovedì 29 aprile ad Azzano Decimo mentre salivano in auto sospettando qualche affare illecito. Solo che dentro la borsa non c'era alcun PC ma 10 panetti di hashish del peso di 5 kg, posizionati sul sedile posteriore da un marocchino di 37 anni e da un italiano quarantenne. Il controllo a quel punto si è esteso anche all'abitazione di uno di loro, sempre ad Azzano, dove all'interno di un armadio della camera da letto erano nascosti altri 5 kg di hashish. In casa è stato identificato anche un terzo uomo, un marocchino di 39 anni. Il trio dunque è stato arrestato, ponendo così fine a quella che era una vera centrale della droga per il pordenonese. Lo stupefacente sequestrato, come sottolineato dal questore Marco Odorisio, avrebbe immesso sulla piazza del consumo ben 10.000 dosi, verosimilmente destinate anche a giovanissimi, con un introito illecito di oltre 150.000 euro. Sarà la magistratura a stabilire se si poteva evitare la morte di un 46enne di Polcenigo al quale solo dopo mesi è stata diagnosticata un'infezione risultata fatale. L'esposto è stato presentato dalla moglie. Dopo 5 mesi di sofferenze e senza risposte chiare sul suo stato di salute, un uomo di 46 anni di Polcenigo è morto all'ospedale di Pordenone il 27 aprile. Per questo la moglie, assistita dallo studio 3A, ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria tramite un esposto presentato ai carabinieri all'indomani della tragedia. Il marito, un operaio specializzato, dallo scorso novembre non si sentiva bene. Al pronto soccorso di Sacile gli era stata diagnosticata una broncopolmonite, ma in seguito, dopo numerose visite da ben 2 medici di famiglia, si era sentito dire per lo più al telefono che non era nulla di grave. La situazione però è peggiorata col tempo e in ospedale a Pordenone solo a marzo gli è stata diagnosticata un'infezione da enterococco ormai avanzata. Inutili i ricoveri in chirurgia, cardiologia e in unità coronarica. Toccherà ora alla magistratura stabilire se questa morte si poteva evitare. Alle 18 con la chiusura di via Poscolle e Largo del Pecile è partita la prima serata di Udine sotto le stelle e proprio in vista del primo fine settimana di zona gialla il sindaco di Udine ha rivolto ai cittadini un invito a brindare ma evitare gli assembramenti. L'invito è di essere prudenti, di frequentare i locali perché hanno bisogno di lavorare, sono stati chiusi per tanto tempo. Diamo la possibilità a tanti ristoranti, a tanti bar di poter gestire all'aperto le loro attività, perché attualmente è l'unico modo che possono fare, perché altre maniere sono proibite. Speriamo che il tempo sia clemente e soprattutto che la gente non si affolli, non faccia ressa e stia seduta ai tavolini e rispetti le regole. 4 persone, non più di 4 persone, la mascherina. Durante il pranzo si toglie la mascherina, però nei movimenti bisogna tenere sempre la mascherina addosso e rispettare anche gli orari poi di chiusura che sono le 22. Per quanto riguarda il controllo scatterà quando il numero delle persone supera quella che è la sicurezza per quanto riguarda l'affollamento tra individui. Chiesti 10 milioni di euro per ristrutturare completamente l'ex frigorifero di Udine immobile che entrerà a far parte del Museo di Storia Naturale. Il parcheggio invece sarà consegnato alla città solamente tra 2 mesi. Alcuni intoppi hanno bloccato i lavori.
Prosegue il progetto per riqualificare l'ex frigorifero di Udine, un immobile immenso che, se restaurato, potrebbe diventare il luogo ideale per ospitare l'esposizione degli animali di proprietà del Museo Friulano di Storia Naturale, ora nascosto e tenuto in naftalina all'interno di un magazzino comunale in via Schumann. Abbiamo fatto domanda nell'ambito di un bando delle periferie per poter avere il finanziamento, andranno via più di 10 milioni di euro. E quindi se ci danno questo finanziamento credo che riqualificheremo l'intero ex frigo e quindi ci potrà essere ulteriori sale espositive. Fra 2 mesi invece sarà consegnato alla città il parcheggio attiguo, disporrà di 106 stalli blu e di 2 posti auto per disabili. La consegna è stata ritardata a causa del Covid, al rinvenimento di amianto e di altri elementi scoperti nel sottosuolo e che hanno imposto la revisione del progetto iniziale dei lavori. Credo che con questo intervento veramente ci scordiamo quello che è stato in passato, un luogo diciamo non certamente curato, molto mal frequentato. Nell'ala più a est rispetto all'ex frigorifero avanzano i lavori nell'immensa area immersa nel verde dell'ex macello di Udine, dove sono attualmente in ristrutturazione 5 edifici vincolati. L'intenzione è riconsegnarli alla città entro l'inizio del prossimo anno. Obiettivo dichiarato è competere con altre realtà simili, come il Museo di Storia Naturale di Trieste. Nell'ala più a est, rispetto all'ex frigorifero, avanzano i lavori nell'immensa area immersa nel verde dell'ex macello di Udine, dove sono attualmente in ristrutturazione 5 edifici vincolati. L'intenzione è riconsegnare gli spazi espositivi alla città entro l'inizio del prossimo anno. Abbiamo previsto nell'edificio più grande, che è quello che avrà 2 piani, quindi circa 1 migliaio di metri quadri espositivi, di raccontare il territorio del Friuli Venezia Giulia con le sue peculiarità, per cui si entrerà dalle foci del tagliamento e si sale fino alle sue origini, quindi all'alta montagna, e lì narreremo tutti gli ambienti dal punto di vista faunistico, vegetazionale, ma proprio in una visione d'insieme di questa biodiversità che è praticamente la più importante in Italia. Obiettivo dichiarato è competere con altre realtà simili, come il Museo di Storia Naturale di Trieste. Abbiamo 2 storie diverse e 2 territori che sono complementari ma diversi da raccontare, no? Loro sono concentrati sul Carso e sull'aspetto più prevalentemente marino, e noi siamo più concentrati sull'aspetto del nostro territorio. Per quanto riguarda l'eccellenza, vi dico solo che alcuni anni fa è stato fatto un elenco dei più importanti musei civici italiani, e fra questi 10 musei rientravamo sia noi che i colleghi di Trieste in sostanza. Quindi abbiamo le potenzialità per rappresentare un importante polo culturale, questo certamente. Sono in corso i lavori del Consiglio regionale per approvare la legge Omnibus, norma che ha visto pochi momenti di discussione in aula, ma il segretario del Partito Democratico Cristiano Sciaurli va all'attacco. L'Aula del Consiglio regionale sta approvando la legge Omnibus, una norma secondo la maggioranza con lo scopo e l'obiettivo di semplificare alcuni passaggi normativi esistenti. La legge 130 stabilisce anche che il criterio di 5 anni di domicilio fiscale in Friuli Venezia Giulia sarà elemento prioritario per accedere agli incentivi e assunzioni e non sarà obbligatorio come previsto nelle precedenti norme bocciate dalla Corte Costituzionale. La legge passerà con i soli voti della maggioranza, una scelta criticata dalla Lega con il capogruppo Mauro Borlin, che ha invece parlato di un confronto costante e del recepimento anche delle proposte delle opposizioni. Duro invece il commento del segretario del PD Cristiano Sciaurli. Il Paese attraversa sfide epocali e anche questa regione dovrebbe lavorare ed interrogarsi su come prendere e utilizzare al meglio i finanziamenti europei. Fedriga e il Consiglio regionale ci obbligano a una settimana per l'ennesima Omnibus, una norma macedonia con dentro davvero un po' di tutto. È stato siglato oggi tra il gruppo Danieli di Butrio e il gruppo Metallo Invest un accordo per la costruzione di un'acciaieria in Russia equipaggiata con tutte le più avanzate tecnologie mirate a ridurre i consumi elettrici e l'inquinamento. Sarà composta da un forno elettrico IEF e da un forno Siviera per la produzione di acciaio e la lavorazione di acciai speciali, la nuova acciaieria OEMK di Stari Oskol, al centro di un accordo firmato tra il gruppo Danieli di Butrio e il gruppo Metallo Invest, alla presenza in videoconferenza del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Proprio il governatore ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra i due gruppi. Insieme a lui, in videoconferenza, erano presenti anche il presidente e l'amministratore delegato del gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti e Giacomo Mareschi Danieli, mentre a Stari Oskol la firma è stata apposta da Antonello Colussi, presidente di Danieli Russia, e da Nazim Efendiev, AD di Metallo Invest. L'acciaieria impiegherà le più avanzate tecnologie Danieli mirate alla riduzione dei consumi elettrici, degli elettrodi e dei materiali refrattari nel forno.
Lo scorso settembre, davanti al ministro per l'industria russo Manturov, il gruppo Danieli e la società russa OMK avevano firmato un accordo da 430 milioni di euro, mentre a gennaio il produttore americano Nucor Steel aveva assegnato a Danieli l'ordine per l'installazione di una nuova linea per la saldatura di billette Spooler a Plymouth, nello Utah. È stato pesantemente azzoppato dalla pandemia il bilancio di Autovie Venete per il 2020, che però è riuscita comunque a far assegnare più 15 milioni di utile nonostante una perdita di ricavi stimata in 50 milioni per il mancato transito di veicoli durante il lockdown. La nostra priorità, ha commentato il presidente Panitz, resta il completamento della terza corsia. Investimenti per 100 milioni di euro e un utile da più di 15 milioni, anche se solo grazie a poste straordinarie e razionalizzazione delle attività di gestione. È pesantemente gravato dall'emergenza Covid il bilancio 2020 di Autovie Venete, che ha visto crollare i numeri degli utenti sui tratti autostradali, il meno 37% rispetto all'anno precedente di mezzi leggeri e il meno 13% dei mezzi pesanti. Questo per l'azienda ha rappresentato una perdita di 50 milioni di euro. Sono comunque proseguiti, anche se anche in questo caso la pandemia ha certamente inciso, i lavori per la terza corsia, con il terzo lotto che è stato completato il 10 settembre, mentre il primo sublotto del quarto lotto è stato sostanzialmente terminato. Entro il 2022 sarà invece terminato il primo sublotto del secondo lotto, da Alvisopoli a Portogruaro, mentre sono in corso i lavori di adeguamento del bivio A4-A23. Siamo molto soddisfatti per aver potuto mantenere, nonostante il calo di traffico, il calo di risorse e la pandemia, la consegna nei tempi previsti. I tratti che sono stati aperti hanno rispettato esattamente la cronologia che era stata indicata e anche per quanto riguarda gli ulteriori tratti già finanziati e in corso di lavori, la tempistica di consegna sarà sicuramente rispettata. Su proposta del socio di maggioranza Friulia, il 10% dell'utile verrà distribuito tra gli azionisti, mentre il resto verrà destinato alla riserva. Li utilizzeremo per il settore turistico con un multiloan che stiamo mettendo a punto attraverso i liquidity facility, quindi l'iniezione di liquidità in quelle piccolissime aziende. Ne abbiamo già finanziate 303 insieme alla Banca di Cividale per un importo medio intorno ai 20.000 euro, quindi serviranno veramente per le imprese che in questo momento sono in maggiore difficoltà. Due novità sulla decisione della Regione di cedere la propria partecipazione in Mediocredito. Sono emerse ieri sera durante l'intervista all'assessore alle finanze Barbara Zilli a Telefriuli. La prima riguarda i tempi dell'uscita della Regione da Mediocredito. La seconda, lo strumento al quale la Regione pensa di affidare operatività finanziarie importanti, comprese alcune legate al Recovery Plan. La domanda che noi ci siamo posti fin da quando ci siamo insediati come giunta regionale è stata se ha senso oggi mantenere una partecipazione all'interno di una banca, una partecipazione pubblica della regione con risorse dei cittadini di questa regione all'interno di una banca. È arrivata questa manifestazione di interesse da parte del socio di maggioranza che noi abbiamo immediatamente valutato. Per cui abbiamo chiesto al Consiglio regionale di approvare l'emendamento che ci autorizza la dismissione, ma noi ovviamente essendo soci pubblici e facendo parte del mondo pubblico abbiamo tutta una serie di adempimenti. Qualora decidessimo di procedere con questa iniziativa ci sarà una gara pubblica dove appunto dovremo dare evidenza della volontà della Regione di mettere in vendita le proprie quote e credo che questa operazione, se si concluderà entro l'anno, cioè ma immagino dicembre di quest'anno, e questo comporterà dover correre. Se non ci fosse stata la manifestazione di interesse forse avremmo fatto altre scelte, lei mi chiede, non credo, saremmo arrivati comunque verso il tentativo di una dismissione della partecipazione. Stiamo lavorando ad un in-house che possa gestire il PNRR, come abbiamo detto prima, porterà ingenti risorse sui territori e quelle risorse dovranno essere gestite per poter realizzare i cantieri e la Regione si candida ad essere quello strumento efficiente con un suo soggetto.
Il 1° maggio come specchio della situazione di un paese ancora attanagliato dalla morsa della pandemia. Dopo lo stop imposto dal lockdown del 2020, la festa dei lavoratori vedrà un ritorno in forma ridotta dei sindacati nelle piazze, con iniziative a Trieste, Cervignano, Pordenone, senza cortei e con presenze contingentate. Oggi invece a Gorizia si è tenuta la tradizionale manifestazione transfrontaliera sul valico della Transalpina per festeggiare la presenza dei 2 sindacati, l'assegnazione a Gorizia Nova Gorica del ruolo di capitale europea della cultura 2025. I sindacati del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia hanno colto l'occasione per lanciare un appello a un pieno ritorno della libera circolazione. Proprio in questi giorni è stato avviato un confronto con l'autorità europea del lavoro per eliminare le discriminazioni e le penalizzazioni dei lavoratori transfrontalieri, arrivando a una piena parità di trattamento in campo economico, previdenziale e fiscale. Una nuova collaborazione tra gli Uffizi di Firenze e il Castello di Miramare è stata presentata oggi a Trieste. Con la ripartenza arriverà nel capoluogo giuliano un'opera d'arte di grandissimo valore artistico. Trieste e Firenze, un legame che si rinsalda nel nome degli Asburgo. Al Castello di Miramare arriverà un'importante opera d'arte, simbolo del collegamento tra le 2 città. Iniziamo la primavera prossima con un prestito, un quadro importante, un prestito effettivamente che è arrivato a Firenze grazie a uno scambio di quadri con Vienna, quindi di piena ispirazione asburgica, ovvero la Madonna delle Rose di Tiziano, quindi un'opera che si regge da sé. Andreina Contessa, che dirige il museo e il parco di Miramare, con risultati più che lusinghieri nonostante le difficoltà del Covid, ha ricevuto oggi dal sindaco Roberto Di Piazza il sigillo della città di Trieste e guarda già alle sfide del futuro. Una nuova forma di amicizia tra 2 grandi musei nazionali che instaurano così un nuovo rapporto di collaborazione in seguito a un rapporto che di fatto è già esistente per quanto riguarda il parco, perché sediamo entrambi al tavolo verde dei musei autonomi che hanno un parco. Continua la strage di animali selvatici nel canale Ledra Tagliamento. Nel canale Ledra Tagliamento, a Rive del Cano, si sta compiendo, come ogni primavera, la solita straziante mattanza di animali selvatici che tentano di superare l'ostacolo o semplicemente cercano di abbeverarsi. Solo negli ultimi giorni sono morti 4 caprioli, una volpe e un cervo. Un altro cervo, come si vede nelle immagini, è fortunatamente riuscito a salvarsi questa mattina a Pers di Maiano, dove sono intervenuti in suo soccorso i vigili del fuoco di Gemona. Il problema dei canali è ben conosciuto da molti anni. Ambientalisti e cacciatori chiedono a gran voce interventi per mettere in sicurezza l'opera di irrigazione, ma finora non è stato fatto nulla. In alcuni punti, infatti, il terreno è allo stesso livello o leggermente più alto del canale e l'animale che entra, sperando di guadarlo, finisce in una trappola mortale senza alcuna via di scampo. Il tentativo disperato di liberarsi finisce immancabilmente contro gli sgrigliatori delle centraline idroelettriche, dove gli animali giungono stremati e che provocano loro ferite devastanti. Siamo allo sport, 10 giorni decisivi per il Pordenone Calcio che dovrà affrontare 4 gare importantissime a partire da domani contro la Reggiana. Domizzi, il tecnico chiede ai suoi concentrazione, lo sentiremo a Sport FVG dove si parlerà anche di Udinese con l'esordio di Scuffet in questa stagione contro la Juve, poi anche di pallavolo, quindi subito dopo la pubblicità appuntamento con Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.